tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, poiché vi vedo distratti, voglio riepilogarvi l'alfabeto del politicamente corretto e anche del giornalisticamente corretto. Ci sono elezioni ed elezioni, ci sono paesi europei e paesi europei. Ci sono paesi dell'Europa dell'Est e paesi dell'Europa dell'Est. Non è tutto uguale, non è tutto sullo stesso piano. Qual è il discrimine? Ovviamente è se queste realtà e questi elementi di cronaca si incastrano o meno nella narrazione sgradita a lor signori. Facciamo una banalissima analisi comparata. Elezioni presidenziali recenti in Romania. Al secondo turno vince, diciamo, il fronte europeista, dopo aver lievemente, diciamo, reso farraginoso il meccanismo democratico. È stato impedito al candidato Georgescu di presentarsi, è stato anche arrestato. Tra l'altro il candidato sconfitto al secondo turno, diciamo, di ispirazione sovranista, ha chiesto di annullare le elezioni lamentando irregolarità che ovviamente sta lui provare, ma insomma non è stato un processo sereno, no? Quello che ha prodotto il voto rumeno, che ha visto la vittoria dello schieramento più europeista e che ovviamente su tutti i giornaloni e anche oggi e da settimane questo esito è stato salutato come il rinascimento dell'Europa, no? Un segnale da est, proprio da quell'est che era monopolizzato dalle belve di Visegrad con la bava alla bocca, e invece spunta il popolo giusto che ha l'idea giusta e elegge il presidente giusto. Perfetto. Poi cosa succede invece? Cosa è successo da pochi giorni? Ci sono state le elezioni presidenziali in Polonia e lì purtroppo non è andata come volevano loro signori, nonostante per esempio Paolo Gentiloni si sia sbilanciato e abbia rilasciato nottetempo una dichiarazione che dava vincente come in Romania il candidato gradito all'establishment eurocratico, uscita anche su Repubblica, poi precipitosamente corretta sul sito. Ebbene, in realtà ha vinto il candidato conservatore, sovranista, euroscettico, nel senso di scettico sull'assetto eurocratico. Ci riferiamo ovviamente a Karol Nawrocki. Ebbene, queste elezioni la notizia è stata data per una mera esigenza di cronaca, ma non funzionano da paradigma, non ci dicono niente, sono un caso polacco, un errore dell'elettorato polacco, che in questo caso è stato il popolo sbagliato che ha votato il presidente sbagliato. Tra l'altro, come è stato raccontato Nawrocki? Ma prendo solo un ritratto di sereno e per niente improntato al pregiudizio ideologico personale che ne ha fatto Repubblica. Karol Nawrocki, box, storie prostitute, chi è il trampiano eletto alla presidenza polacca? Cioè così esce il ritratto di una sorta di paradelinquente con frequentazioni ambigue, ovviamente trampiano, che per loro è un aggettivo negativo in sé. Poi uno va a vedere il curriculum del neopresidente della Repubblica di Polonia e scopre che è laureato in storia presso l'Università di Danzica, che ha un master in business administration, che ha lavorato presso l'Istituto della Memoria Nazionale, è stato nominato direttore del Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica, non l'ultimo museo del circondario, no? Il Museo della Seconda Guerra Mondiale a Danzica, dove è scoppiata tendenzialmente. Pensiamo non abbiano scelto proprio l'ultimo boxer che girava con due prostitute, perché secondo Repubblica questo è il ritratto del nuovo presidente polacco. E poi ha dato là la sua carriera politica. Ovviamente ha molte colpe, tra l'altro è autore o coautore di libri e numerosi articoli scientifici di divulgazione sull'opposizione anticomunista. Capite che uno così non può funzionare da paradigma di niente, non ci dice niente, non segna nessun rinascimento, è purtroppo un errore della storia e della dinamica democratica, che è sempre sbagliata quando non produce l'esito sgradito. Tra l'altro, en passant, possiamo dire senza offendere nessuno che il peso geopolitico, storico, simbolico della Polonia sarà almeno pari a quello della Romania. Abbiamo ricordato come la Polonia sia stata un crocevia delle tragedie del Novecento. I polacchi hanno impressi sulla pelle, sulla biografia della nazione, l'orrore del totalitarismo, e prima nazista e poi comunista. Sono al momento, come giustamente strillano tutti gli allarmati
dal neoimperialismo putiniano, sono il primo fronte con la Russia, quindi a maggior ragione loro signori dovrebbero tenere in grossa considerazione quello che accade in Polonia, e invece non c'è niente da fare. La Romania è un paradigma che vale per spiegare la contemporaneità, la Polonia non conta nulla, e c'è ancora chi diciamo li chiama analisti, giornalisti, quando sono, ed è un mestiere legittimo, ma va chiamato col suo nome, propagandisti. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio